Al Consorzio Universitario di Agrigento, nonostante l'incubo chiusura da crisi finanziaria, proseguono le attività. L'intervista alla presidente Maria Immordino, al microfono di Davide Saglia. Nonostante le tante voci sul futuro del Polo, il Polo comunque continua con i suoi progetti, come in questo caso con il cantiere architettura. Sì, noi almeno personalmente sono molto orgogliosa di questo cantiere perché dimostra sia che gli studenti di Agrigento sono studenti impegnati, sono studenti molto bravi, studiosi, sono il futuro anche di questa città, e poi perché diciamo è la speranza, ecco, che non muore. Io da questo punto di vista sono ottimista perché mi fido allora delle capacità degli studenti anche di spingere la politica, le istituzioni politiche, culturali presenti nella città a rimborcarci tutte le maniche, come si suole dire, per andare avanti. Un progetto, un cantiere portato avanti dai ragazzi della Facoltà di Architettura del Polo di Agrigento, ecco, quale obiettivo vi ponete? Dunque, l'obiettivo è innanzitutto didattico, si impara facendo, la conoscenza non passa solo attraverso il dire, ma passa anche attraverso il fare. Dopodiché i ragazzi hanno imparato a fare insieme, quindi si sono resi conto che tutto sommato in una giornata con la collaborazione di tutti si può fare moltissimo. Un altro obiettivo è riuscire a entrare dentro questo posto, a viverlo, a condividerlo, e che questo scambio vada al di là dei momenti di scambio di conoscenze che succedono dentro le aule. Il cantiere consiste appunto nel trasformare uno spazio dell'università in uno spazio da vivere tutti insieme, e appunto grazie alla collaborazione di tutti che questo spazio si è trasformato in quello che è un orto botanico con piante aromatiche, un orto con piante ortive e uno spazio di condivisione appunto. E adesso l'obiettivo da raggiungere è vivere realmente questo spazio. Un cantiere comunque realizzato grazie all'ausilio degli sponsor, che quindi è costo zero per l'università. Sì, infatti un ringraziamento speciale per la nostra realizzazione sta infatti grazie allo sponsor di Diana Carmelo, sito Canicattì, di Bella Ferramenta, sito anche a Canicattì, Ideografia Patti, ditta di legno Giammusso. Un ringraziamento speciale sta proprio a loro per la realizzazione di tutto ciò.